Il Consiglio regionale del Veneto ha promosso una giornata di confronto sull'acqua e la scelta del luogo non è stata casuale, visto che si è fatto tutto a Longarone. I fiumi veneti negli ultimi 60 anni hanno perso il 40% della loro portata. Intanto cresce la salinità delle zone costiere, si moltiplicano inondazioni e siccità, il livello del mare si innalza, cementificazione del suolo e processi di inquinamento non danno tregua. Un quadro sempre più allarmante quello che ha fatto da sfondo alla giornata di confronto sulla corretta gestione del bene acqua promossa a Longarone dal Consiglio regionale. A 50 anni dalla tragedia del Vajont, Longarone è un luogo simbolo del rapporto tra uomo, acqua e ambiente. Nelle audizioni con esperti, rappresentanti delle associazioni e delle autonomie locali, la Regione punta a costruire un progetto condiviso per garantire un futuro alle risorse idriche regionali e nazionali. Quanto emerso nell'audizione sarà poi tradotto in un documento che conterrà le varie proposte che i portatori di interessi hanno elaborato al tavolo di confronto. Sotto accusa l'agenda della Commissione europea, in cui l'acqua è intesa solo come bene economico e non come un bene sociale ad accesso universale. Il risparmio idrico deve comunque diventare una priorità. Un esempio negativo? Le acque minerali in bottiglie di plastica che circolano quotidianamente su e giù per l'Italia a bordo di grossi autoarticolati. Abbiamo concesso l'uso di troppa acqua rispetto a quella disponibile. Poi sono capitati anche fatti straordinari che sono stati ricordati come il serbatoio del Vajont che non c'è più, il serbatoio di Pontesei piccolino che non c'è più e poi l'interrimento degli altri invasi, e tutto questo dovrebbe far riflettere. Pochi giorni al 1° luglio, data cruciale per la viabilità veneziana dal momento che si intensificheranno i lavori di costruzione del tram.